Buongiorno e benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Resta un giallo la morte di Simona Cinà, la ventenne trovata senza vita in piscina durante una festa di laurea a Bagheria. La giovane pallavolista aveva chiamato la madre a luna di notte prima di fare il bagno. Domani l'incarico per l'autopsia. Ancora sangue sulle strade siciliane. A Palermo muore un motociclista di 20 anni dopo uno scontro contro un'auto. Si aggrava il bilancio dei morti in incidenti nelle ultime ore. A Stromboli si rompe il femore e viene trasportato con una moto ape perché l'ambulanza è guasta. Protagonista di questa disavventura sanitaria il giornalista Francesco Viviano, tra mezzi di soccorso improbabili e ritardi nel ricovero. Il presidente Schifani manda gli ispettori. Cibo scaduto e muffa negli alimenti. A Catania scoperte gravi irregolarità in un bar-ristorante di Piazza Europa. Sospesa l'attività del laboratorio e denunciato il titolare. La Sicilia si afferma tra le destinazioni di lusso più ambite del 2025. Taormina, Palermo, Catania, Agrigento e Siracusa le mete preferite. Con le nostre telecamere siamo andati a Noto, territorio attrattivo e in trasformazione dove la moda incontra l'arte e la cultura. Dai fondali di Ispica emerge un antico relitto greco, l'ennesima testimonianza della centralità nel Mediterraneo della nostra isola sin dall'antichità. Calciomercato in Serie B, il Palermo vicino al portiere Bardi. In C, l'ultimo giorno di ritiro per il Catania che in amichevole batte 6-1 il Monte Spaccato. Sul mercato Pastore lavora su centrocampo e attacco per un definitivo salto di qualità. Ancora ben trovati e buona domenica. In primo piano ancora la morte di Simona Cinà, che resta un giallo. La ventenne è stata trovata senza vita in una piscina di una villa durante una festa di laurea. La giovane aveva chiamato la madre a luna di notte prima di fare il bagno. Lunedì l'incarico per l'autopsia che chiarirà che cosa è accaduto. Giusy Lazzara. La festa fantasma. Sembra che sia scattato l'allert a pochi minuti dalla morte di Simona Cinà, la ventenne trovata senza vita nella piscina della villa Bagheria durante una festa di laurea. Spariti dai social i video del party con 50 invitati, la telecamera piazzata all'ingresso che non funziona, nessuno che si è accorto a bordo piscina di quel corpo che galleggiava. Ripercorrendo i momenti prima della tragedia si scopre che Simona aveva scritto alla madre a luna di notte dicendole che stava per fare un bagno e non aveva più con sé il telefono. Alle 3:20 la sua migliore amica lascia la festa, alle 4:10 qualcuno chiama il 118. L'arrivo dell'ambulanza, ma non c'è stato più niente da fare per la ragazza che indossava ancora il bikini. E non si danno pace i familiari che vogliono conoscere la verità sulla tragedia. Sicuramente ballavano anche dal lato della piscina dove la povera ragazza è caduta, quindi il fatto che nessuno abbia sentito nulla mi lascia un po' perplesso. Intanto sono state avviate le indagini e sentiti alcuni giovani, ma al momento non ci sono indagati e domani la Procura di Palermo affiderà l'incarico per eseguire l'autopsia nel reparto di medicina legale dell'ospedale policlinico. La villa, affittata per la festa, non è stata sequestrata e i carabinieri durante il sopralluogo hanno trovato diverse bottiglie di alcol. Attorno alle 4, quando è avvenuta la tragedia, molti dei partecipanti del party erano andati via e chi ha organizzato la festa aveva già iniziato a ripulire tutto. Nuovo incidente mortale a Palermo, un ventenne si è scontrato con la sua moto contro un'auto e si aggrava il bilancio dei morti delle ultime ore. Sentiamo. Ancora sangue sulle strade di Palermo. Incidente mortale in via P3. Un ventenne perde la vita nello scontro frontale tra la moto che guidava una Yamaha e un'auto, una Lancia Y. Grave il passeggero della moto, un 17enne che ha riportato lesioni ed è ricoverato in prognosi riservata al civico. Nello stesso ospedale è deceduto invece il ventenne poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Illesi gli occupanti dell'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco per prestare i soccorsi e mettere in sicurezza l'auto.
l'area. Ieri un altro incidente nella zona dell'imbarco nello scalo Falcone Borsellino a Palermo, tra un pullman che trasportava i passeggeri all'aereo e un Ambu-Lift, il mezzo con a bordo 10 disabili in transito nello scalo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e i medici in servizio dell'aeroporto. 3 passeggeri sono rimasti feriti, ma in modo lieve. E intanto oggi traffico da bollino rosso sulle strade e autostrade siciliane per il primo fine settimana d'agosto da esodo. Dall'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS in questo weekend si attendono 13.150.000 spostamenti di autoveicoli. Le strade più critiche sono quelle che prevedono spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura. E per chi arriva potrà godere di una temperatura nella media stagionale tra i 30 e 33 gradi e giornate senza nuvole. L'indicazione del Consorzio Autostrade Siciliane è di mettersi in viaggio in perfette condizioni del proprio veicolo e delle dotazioni di sicurezza. E adesso parliamo di sanità con un caso incredibile che ha avuto come protagonista il giornalista Francesco Viviano. Era sull'isola di Stromboli, si è rotto il femore e siccome l'ambulanza è guasta è stato trasportato con una motoape. Poi è stato portato in elisoccorso al Papardo di Messina dove ha dovuto attendere 4 ore per il ricovero e poi per essere trasferito al Policlinico. Il presidente Schifani ha disposto un'ispezione. Francesco Triolo. Scatta l'ispezione a Stromboli dopo l'episodio verificatosi nei giorni scorsi sull'isola al giornalista Francesco Viviano, un caso che ha suscitato eco mediatica dopo il racconto dello stesso Viviano sui social. Caduto a Stromboli e rimasto con una frattura al femore, è stato trasportato su una motoape all'elisuperficie dell'isola a causa dell'assenza dell'unica ambulanza fuori uso da mesi, quindi l'arrivo in elisoccorso all'ospedale Papardo di Messina. Il presidente della regione, Renato Schifani, ha chiesto all'assessore alla salute Daniela Faroni di avviare un'ispezione presso la struttura ospedaliera e l'assessore ha incaricato il dirigente generale del DASOE, Giacomo Scalzo, di attivare immediatamente le verifiche del caso. La commissione ispettiva si è insediata questa mattina al Papardo per accertare le ragioni della lunga attesa, circa 4 ore, prima del trasferimento del paziente al Policlinico, dove è stato successivamente operato. Se Schifani annuncia che si farà di tutto per accertare le responsabilità e prevenire episodi simili, soprattutto nelle isole minori, l'assessore Faraoni ammette le difficoltà logistiche dell'isola di Stromboli, dove un normale mezzo di soccorso non può transitare. A settembre è prevista la consegna di un veicolo speciale già acquistato dall'ASP di Messina per garantire trasporti in sicurezza. La motoape ambulanza di Stromboli non è che l'ultimo scandalo di una sanità allo sbando, ha detto il deputato dei 5 Stelle Antonio De Luca, e non certo per colpa di medici e operatori sanitari che si fanno in 4 per tenere a galla una nave palesemente alla deriva. De Luca ha ricordato anche il caso della frattura alla gamba trattata all'ospedale di Patti con il cartone, dell'uomo morto a Villa Sofia dopo 17 giorni di ricovero in attesa di intervento chirurgico, delle lunghe liste d'attesa. I carabinieri di Taormina hanno arrestato una straniera di 22 anni residente nel Catanese che ha distrutto la guardia medica di Francavilla di Sicilia e colpito con dei pugni un sanitario del presidio procurandogli lievi lesioni. La donna, trasportata all'ospedale San Vincenzo, è stata sottoposta ad esami tossicologici che hanno accertato la sua positività all'alcol e agli stupefacenti. A Catania controlli interforze portano alla scoperta di gravi irregolarità in un bar-ristorante di Piazza Europa. Multe per oltre 20.000 euro, cibo avariato sequestrato, attività sospese e denuncia al titolare. Sentiamo Eva Spampinato. Probabilmente gli ispettori, quando sono entrati per il controllo all'interno di un bar-ristorante in zona Piazza Europa a Catania, non immaginavano di trovare una situazione così critica. Una task force ha passato al setaccio il locale riscontrando gravi irregolarità. Le sanzioni superano i 20.000 euro. Tra le violazioni, cartelli obbligatori assenti, occupazione abusiva del suolo pubblico, musica senza autorizzazione e 2 lavoratori in nero. Ma la situazione peggiore l'hanno riscontrata nel laboratorio collegato al locale, di cui è stata disposta la sospensione per carenze igieniche. Sequestrati e distrutti 190 kg di alimenti privi di tracciabilità, alcuni scaduti e con muffa. Altri 6 kg di carne e pesce non idonei sono stati eliminati sul posto. Il titolare è stato denunciato anche per violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro. Controllata anche una gastronomia vicina, qui solo sanzioni minori per un totale di circa 1.000 euro.
A Catania la polizia ha fatto irruzione in un appartamento nel rione Picanello dove una donna si era barricata con il figlio di 3 anni minacciando il suicidio. I poliziotti sono riusciti ad entrare dal balcone della casa al 4º piano grazie all'autoscala dei vigili del fuoco. Una volta dentro la polizia ha bloccato la donna e preso il piccolo che è stato affidato ai nonni. La donna invece è stata affidata al personale del 118. E adesso cambiamo decisamente argomento perché la Sicilia si afferma una delle destinazioni di lusso più ambite nel 2025. Taormina, Palermo, Catania, Agrigento e Siracusa sono in vetta. La provincia di Ragusa registra una buona presenza turistica ma si trova davanti ancora a delle sfide importanti. Veronica Barbarino. Arte, cultura, enogastronomia e strutture alberghiere di qualità. Cresce per le vacanze la domanda di esperienze personalizzate e servizi impeccabili da parte dei viaggiatori e la Sicilia si afferma una delle destinazioni più ambite del 2025. In testa Taormina, regina del lusso con boutique hotel e resort da sogno. Seguono Palermo con la sua storia, Catania con il suo centro e l'Etna che la guarda dall'alto, Agrigento e Siracusa con le loro bellezze architettoniche e artistiche. E in provincia di Ragusa si punta su barocco, territorio e ospitalità esperienziale. È un'offerta turistica lenta che cerca di far vivere quella che è l'essenza del sud-est della Sicilia, quindi con il suo barocco, con le sue emergenze naturalistiche, con le sue attrazioni culturali, ma anche con le produzioni enogastronomiche, le ricette locali, i luoghi di Montalbano. Noi stiamo lavorando per organizzare sempre meglio le azioni di promozione e attrarre nuovi flussi di turismo consapevoli e interessati ad approfondire quelle che sono appunto le attrazioni di quest'area. Nonostante gli sforzi su una programmazione di qualità, gli operatori ragusani del settore lamentano infrastrutture carenti, scarsa presenza di strutture top level e poco personale formato. Resta comunque una Sicilia che guarda al roseo futuro, secondo i dati sugli introiti derivati dalla tassa di soggiorno dell'anno scorso. Oltre 40,5 milioni di euro di incasso posizionano la nostra isola in vetta tra le regioni d'Italia. E poi c'è il Val di Noto che si afferma come una nuova destinazione culturale e creativa dove il fascino del barocco incontra le tendenze contemporanee tra feste internazionali, arte, design e movimenti inclusivi. Sentiamo Eva Spampinato. Adesso parliamo del Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, tanti i ragazzi siciliani appunto che si sono recati a Roma, aspirate a cose grandi, alla santità ovunque siate, non accontentatevi di meno, comprare, ammassare, consumare non basta, abbiamo bisogno di alzare gli occhi, di guardare in alto alle cose di lassù, ha detto Leone XIV, rivolto al milione appunto di giovani che si sono riuniti a Tor Vergata da 147 paesi e dicevamo anche una marea di ragazzi che sono partiti anche dalla Sicilia. L'omelia della messa conclusiva del Giubileo dei Giovani è tutta rivolta all'essenza della sfida interiore del nostro tempo. Il messaggio più forte all'Angelus: un mondo di pace è possibile. Siamo con i giovani di Gaza, con i giovani dell'Ucraina e di ogni terra insanguinata dalla guerra. Voi siete il segno che un altro mondo è possibile. Un mondo di amicizia in cui i conflitti non vengono risolti con le armi ma con il dialogo. Queste le parole del nostro Papa che si è rivolto appunto a tutti questi ragazzi che si sono riuniti a Tor Vergata per il Giubileo dei Giovani. E adesso andiamo a Messina. Oggi pomeriggio esibizione delle frecce tricolore, la pattuglia acrobatica sarà il pezzo forte dell'Air Show 2025. C'è tanta attesa e già dalle prove insomma sono tutti entusiasti. Francesco Triolo. Tutti col naso all'insù, lo sguardo rivolto al cielo dello stretto. L'attesa per l'esibizione delle frecce tricolore è cresciuta di ora in ora e oggi pomeriggio sarà proprio lo show della pattuglia acrobatica, il clou dell'iniziativa Air Show 2025, inserita nel cartellone degli eventi estivi di Messina. Le acrobazie delle frecce sono previste dalle 18:10, ma già le prove di sorvolo che i mezzi dell'aeronautica hanno effettuato ieri pomeriggio sono state ammirate e riprese da tanti bagnanti, curiosi, appassionati. Mancava il fumo tricolore, ma c'era abbastanza per rimanere impressionati. C'era chi dai balconi, terrazze e dalle spiagge ha assistito alle acrobazie dei 9 aerei in squadra più il solista, una platea privilegiata.
per vedere dalla prima fila un orgoglio del paese, un simbolo dell'Italia conosciuto in tutto il mondo. Oggi dal primo pomeriggio, quando scatterà la manifestazione, la via Consolare Pompea fra il torrente Pace e Fiumara Guardia sarà trasformata in una sorta di grande isola pedonale con centinaia di persone affacciate sia sul lungomare della litoranea che sulla panoramica. Interdetto alle imbarcazioni anche il tratto di mare dove si terrà la manifestazione. Predisposto un accurato piano viario perché quella zona sarà off limits ad auto e mezzi privati. L'ATM potenzierà le linee urbane a cominciare dallo shuttle che avrà una frequenza di 10 minuti. Servizi navetta previsti alla stazione, dal parcheggio Vapardo, dal Francoscoglio e da tutte le zone di interscambio. Dal cielo al mare, nei fondali di Ispica è stato portato alla luce un antico relitto greco al largo di Santa Maria del Focallo, l'ennesima testimonianza della centralità della nostra isola sin dall'antichità. Ci racconta tutto Orazio Longo. Un altro tassello della storia del Mediterraneo riaffiora dai fondali della Sicilia, al largo di Santa Maria del Focallo a Ispica, nel Ragusano. Un relitto greco a 6 metri di profondità databile tra il VI e il V secolo a.C., a testimonianza di come la nostra isola sia stata centrale negli interessi del Mediterraneo sin dall'antichità. Ecco nelle immagini l'intervento dei sommozzatori durante la 6ª campagna di archeologia subacquea condotta dall'Università di Udine e dalla Soprintendenza del Mare della regione siciliana. Oltre alla struttura della nave, le ricerche hanno permesso di recuperare l'albero, ceramiche a figure nere, un piccolo unguentario con incisa in lingua greca la parola nau, nave, e un pezzo di cima utilizzata a bordo dell'imbarcazione. Ottimo lo stato di conservazione, i resti della nave, inizialmente sepolti da uno strato di sabbia e massi, sono stati portati parzialmente alla luce a partire dal 2024. La nuova campagna ha permesso di avanzare allargando la trincea di scavo fino al totale esaurimento del deposito. Ciò ha consentito di individuare altre parti dell'ossatura della nave, fra cui il paramezzale, una trave che tiene le costole dello scafo, e una delle sue 2 ruote. Le operazioni si sono protratte per 5 settimane e hanno permesso inoltre di documentare i resti attraverso rilievi diretti e riprese fotogrammetriche con la realizzazione di un modello tridimensionale. Le ricerche rientrano nel più ampio progetto di collaborazione scientifica Caucana Project. Quello di Ispica si aggiunge ai relitti Marausa 2, a quello delle colonne di Taormina, Gela 2 e ai reperti sommersi di Ustica, che vedono il regista Martin Scorsese lavorare al suo Shipwreck of Sicily, docufilm sui resti subacquei individuati e scavati dalla soprintendenza. E adesso parliamo di libri, come la celebre soap opera statunitense degli anni '80 Dynasty. Il nuovo libro di Mario Giordano racconta la storia di 4 potenti famiglie del capitalismo italiano, dal loro boom al loro declino, tra lussi e intrighi. Veronica Barbarino. Lotte per l'eredità, orecchini da 78 milioni di euro, le spie, quadri nascosti e tesori portati all'estero, evasione fiscale per milioni di euro e famiglie che si arricchiscono sulle disgrazie degli italiani. Non sono gli elementi fantasiosi di un romanzo, ma la storia di 4 ricche famiglie italiane. Le racconta Mario Giordano nel suo libro Dynasty, presentato a Modica all'interno della rassegna letteraria Scenari. Come una celebre soap statunitense degli anni '80, dal loro boom al loro declino, tra lussi e intrighi, il nuovo libro di Mario Giordano racconta della famiglia Agnelli, Benetton, Del Vecchio e De Benedetti. Quelli che negli anni passati si diceva il grande capitalismo familiare, quello che doveva condurre l'Italia, invece in un difficile passaggio generazionale si vede la decadenza dei costumi e dell'economia, per cui si vedono famiglie sempre più ricche che però si arricchiscono sulle disgrazie del paese, non più facendo crescere la ricchezza, cosa che è giusto che gli imprenditori facciano, mentre qui ci sono delle ricchezze che continuano ad aumentare mentre le fabbriche chiudono, i negozi chiudono e il paese è in difficoltà. Basato su fatti di cronaca, Giordano dimostra come queste famiglie abbiano non solo un tracollo economico, ma anche di valori. La lite d'eredità degli Agnelli, il comportamento dei Benetton col crollo del Ponte Morandi, e quindi c'è una decadenza non soltanto dei valori economici, famiglie che sono cresciute anche con i soldi dei contribuenti italiani, che poi si comportano così, ma che danno anche una lezione molto lontana da quello che ci saremmo aspettate. Finiscono quindi le dinastie e iniziano le soap all'italiana, in cui si evidenzia un dramma morale dietro l'apparenza del successo, che sacrifica memoria, famiglia e dignità in nome di una sconfinata avidità. Facciamo una pausa, tra poco le ultime di calciomercato e poi il Catania che torna dal ritiro. A tra poco.
Ancora ben trovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio mercato, sentiamo quali sono le novità per quanto riguarda le siciliane di Serie B e C. Intanto in C si è concluso questa mattina per 6-1 l'allenamento congiunto della Catania contro il Monte Spaccato che chiude il ritiro a Norcia. Sentiamo Sergio Colosi. Le ultime mosse di mercato del Palermo ruotano attorno al portiere, vicino l'ingaggio di Francesco Bardi, 33 anni svincolato, destinato a ricoprire il ruolo di secondo, con Desplanche in prestito a Pescara, dopo un opportuno prolungamento di contratto con la società rosanero. Rimane aperta la pista Klinsmann in attesa di definire il futuro di Gomis. L'ultima operazione in entrata sarà un difensore centrale mancino, Under, da affiancare a Ceccaroni. Amichevole di domenica mattina per il Catania, che ha superato 6-1 il Monte Spaccato, formazione di Serie D. Nel primo tempo, dopo il vantaggio laziale di Colasurdo, gol di Cicerelli, forte su rigore e Lunetta. Nella ripresa doppietta di D'Andrea e rete di Raimo. Un allenamento congiunto che ha chiuso il ritiro di Norcia, a cui seguiranno qualche giorno di riposo e la ripresa della preparazione in città. Il programma prevede domenica prossima un amichevole al Massimino, in occasione della presentazione della squadra ai tifosi. Sul mercato Pastore lavora su centrocampo e attacco per un definitivo salto di qualità, operazioni precedute da rescissioni e partenze dei calciatori in esubero. Da lunedì il Trapani torna a lavorare a Valderice per la seconda fase del ritiro. Si avvicina il trequartista Michele D'Ausilio, 25 anni, considerato ad Avellino il re degli assist. Annullata l'amichevole con il Niscemi, il Siracusa riparte dal ritiro di Canicattini, trattativa avviata con il giovane esterno d'attacco Antonio Cioffi del Napoli, l'ultimo anno in prestito a Rimini. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione ritorna questa sera alle 20. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e una buona domenica.